Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nella live splash del vostro Maledetto Veneziano. Prima di iniziare voglio dire che questa sera alle 20:30 nel canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano ci saranno le sibille col pendolino gratuito. Chi vuole fare una domanda può farla liberamente, gratuitamente alle 20:30 nel canale YouTube del vostro Maledetto Veneziano. Venerdì alle 21:30 ci sarà il The Garden nel suo canale e sabato alle 16 sempre il vostro Maledetto Veneziano nel canale YouTube del Maledetto Veneziano. Chi non conosce ancora il The Garden, che ha più di 2600 iscritti nel suo canale, basta che va su YouTube e scrive il The Garden, si iscrive e poi per le 21:30 di venerdì può fare le domande. E lo stesso per il vostro Maledetto Veneziano. Quindi se volete fare delle domande per Sibille e Pendolino live gratis potete farlo questa sera alle 20:30 nel canale vostro Maledetto Veneziano. Bene, detta questa filippica partiamo subito con due temi piuttosto caldi. Il primo tema caldo è l'uomo giusto al posto giusto, perché molte volte può capitare che magari vi viene offerto un posto di lavoro o ambite un posto di lavoro e alcune volte non si riesce in un certo senso a inquadrare bene la situazione e quindi vi faccio un piccolo racconto che mi è capitato proprio quando ero piccolino. Ciao Fiorenza, grazie di esserti unita nel diario di Maria Fiorenza. Quando ero piccolino in casa dove abitavo da miei genitori adottivi era successo qualcosa che mi ha fatto riflettere questa frase: l'uomo giusto al posto giusto. Cioè, il mio babbo adottivo lavorava, era responsabile delle guardie notturne in questa fabbrica dei sogni, no? L'avevano assunto, aveva un bel stipendio e un giorno arriva a casa, non era una rivista, era piuttosto un uomo che aveva visto la seconda guerra mondiale ed era un tipo che qualsiasi cosa tranquilla gli faceva piacere, no? Era un tipo molto solitario perché aveva visto molta desolazione e quindi non è che voleva scalare le montagne economiche, gli bastava avere una sua casetta e per il suo focolare familiare. Purtroppo il suo karma è stato impegnativo. Comunque è andata così la storia, no? Un giorno arriva a casa e io avrò avuto 14 anni e ci dice che gli avevano offerto una promozione in un posto ambitissimo per quella struttura in cui lavorava, e cioè passava praticamente da responsabile delle guardie notturne a amministrativo dei servizi. Cioè praticamente in questa struttura c'era come un servizio segreto che si chiamavano amministrativi, che controllava un po' tutto, no? Di solito erano assunti ex marescialli, ex gente dell'esercito, veniva assunta proprio perché era un posto ambito ed era la sicurezza oltre le guardie notturne, no? E lui arriva a casa e racconta a mia mamma e a me che gli avevano proposto questo posto di lavoro. Io ero sicuro che l'avrebbe scelto, cioè c'era una colonna che arrivava fino a Roma per quel posto di lavoro, tutti si proponevano ed ero sicuro che il stipendio sarebbe aumentato, insomma sarebbe aumentato meno rischi perché era un lavoro più underground. Dopo qualche giorno di riflessione lui dice che non lo accetta. Che io ero piccolino ma non stupido, no? E di cosa di papà, ma lì c'è gente che si ammazza, venderebbe la madre per poter avere questo posto di lavoro. È un upgrade importante per noi, no? Più soldini, più tranquillità sul lavoro, più rispetto, insomma tutta quella catena di vantaggi che un posto del genere, ciao Fiorenza, avrebbe potuto portare alla famiglia. Io ero piccolino, lui mi guarda e mi dice l'uomo giusto al posto giusto. E vabbè, l'uomo giusto al posto giusto, però qui lasciamo 2000 euro in più al mese per terra, pensavo fra di me, no? Perché l'upgrade a livello finanziario era importante. Però capite che il vostro maledetto era piccolino, no? Non riusciva a vedere
il quadro generale, vedeva solamente il borsellino e qualche spicciolo di ego, no? qualche piccolo trono di ego. Passano gli anni, io parto, lascio quel posto lì, insomma, mi faccio la mia vita e chiaramente quel posto lì fu preso da un signore che dal mio punto di vista non aveva le qualità. No, ma chiaramente era praticamente un falegname, no? Un falegname che per vie traverse, no? Non era neanche un ex carabiniere o uno dell'esercito, non si sa per quale motivo fu assunto lui. A che io parto, mi licenzio da questa struttura, perché ci ho lavorato quasi 3-4 anni, vado in Inghilterra e un giorno ci sentiamo col mio vecchio e mi dice: ma sai cosa è successo l'altro giorno? No? E mi dice il nome di quello che aveva preso il suo posto, no? Tanti anni fa, cioè non è il suo posto, nel senso che lui non l'aveva neanche preso, ma quello che era stato assunto al suo posto. Insomma, stavano rincorrendo uno che aveva rubato e questo qui gli è caduto di fronte, è crollato, ha preso un infarto e gli è morto tra le braccia. Lui ha cercato di rianimarlo, insomma, ha cercato di fare quello che poteva fare, no? E mi ha detto: te mi è morto fra le braccia, cioè era lì così. Allora, quando io sono passati 15 anni, mi veniva sempre in mente, quando mi ha detto questa situazione veramente pesante, mi veniva in mente lui quando mi diceva l'uomo giusto al posto giusto, no? Cioè praticamente, non so se lui nel subconscio o ha avuto una dritta importante o qualcuno gli ha fatto capire che insomma, e quindi l'uomo giusto al posto giusto, no? Quindi alcune volte quando vi offrono dei posti di lavoro con vista sul mare, attico e tutte quelle cosine lì, bisogna sempre pensare che magari dopo 15 anni c'è un conto da pagare. Io non so come mai o quale grazia del Padre Eterno mio padre abbia capito che l'uomo giusto al posto giusto non doveva andare a fare quel lavoro lì, che vi ripeto era ambitissimo, no? Tutti si mettevano in colonna per un posto così, infatti erano quasi tutti marescialli in pensione, 3 binari rossi, no? Ciao Sara, grazie di esserti unita. E quindi mi fece capire che alcune volte alcuni posti sono delle mele avvelenate, no? Certo, magari per 15 anni ha potuto sicuramente dare qualcosa alla sua famiglia, ma poi quel signore lì ha dovuto pagare il debito, è praticamente morto in braccia con un infarto a mio padre, no? Poi anche il posto dove era morto è, come si dice, tema di un altro racconto. Poi vi voglio raccontare un'altra cosina interessante. La dagida. Cos'è questa dagida? E perché si fa? La prima volta che ho capito che cos'era la dagida avevo 10 anni. A 10 anni cosa è successo? Verso 6 anni e mezzo praticamente mi hanno condotto da uno che pensavo che era mio zio, e questo mio zio in un certo senso mi ha dato, che era poi mio papà, mi ha dato delle istruzioni esoteriche importanti. Chiaramente io ero un bambino e percepivo poco, no? Però insomma lui perdeva tempo, andavamo nei campi, nei boschi, mi spiegava tantissime cose esoteriche. Io ero affascinato da questo mondo, no? E però le ultime volte che ci siamo visti lui mi disse una cosa importante, cioè mi disse: sai, io se voglio posso far pensare alle persone quello che voglio io. Perché io ero, insomma, avevo 10 anni, no? Lo ascoltavo, sapete come fanno i bambini quando ascoltano, sono meravigliati di questi Luna Park mentali, no? Però non ero tonto, no? Cioè voglio dire, vabbè, tutto quello che mi ha raccontato sui massoni, sulla Chiesa di Stato, sulla guerra, sul Führer, sull'Armageddon, sulla magia, su uscire in astrale,
Però adesso tu mi vieni a contare a 10 anni che se tu vuoi, da casa tua puoi far pensare a qualsiasi persona quello che tu vuoi. Anche io, capite, avrò avuto 10 anni, però... Allora cosa è successo? Allora eravamo in un bosco, no? Dove lui andava a prendere energie tutti i santi giorni nei campi, nei boschi, lui camminava sempre nei campi, nei boschi. E cosa è successo? È successo che io l'ho messo subito alla prova, gli ho detto, senti papà, ma... Cioè, senti zio, perché in quel momento lì lo vedevo come mio zio. Ciao Rosa, grazie di esserti unita agli armi. E io ho detto, senti zio, ma se tu dici di riuscire a far pensare alle persone quello che vuoi, gli ho detto, prova con me. Allora lui mi guarda, dice, adesso te lo faccio vedere. Mi mette a 5 metri di distanza, mi dice, chiudi gli occhi, io penserò qualcosa nella tua mente e tu mi devi dire cosa hai pensato. Al che io subito l'ho messo alla prova, no? Vabbè, avrò avuto 10 anni però. Ma dai, da farlo, vado un po' distante, a lui chiudo gli occhi e penso, cioè non penso, mi viene in mente, Marietto come stai? No? Al che il vostro Marietto, finito questo esercizio, questa prova, gli dice, il mio papà mi chiede, cosa stavi pensando? Io, vabbè che avevo 10 anni, ma non ero così fesso. Io ho detto, no, me lo devi dire tu cosa stavo pensando io, no? Perché, sai, se te lo dico io è troppo facile. E lui mi disse, Marietto, come stai? Anche io, in quel momento lì, ebbi un attimo di smarrimento e ho pensato, ma siamo distanti 5 metri. Lui non ha parlato e io ho avuto questa voce dentro di me. E da lì capì che lui, se voleva, poteva far pensare alle persone, anche stando in un bosco, qualsiasi cosa che voleva. Il problema è che chi non conosceva il soggetto pensava che era il classico tipo da bocciodromo che andava a giocare a dama ogni tanto, no? E quel giorno lì, quando mi fece quell'esercizio, quella prova di potenza che aveva, mi disse, bene, per oggi è finita qui, non ci vedremo più. Infatti da quel giorno lì poi io praticamente lo vidi nella cadenza di 10-15 anni, no? Magari 10 minuti, tanto per riprendere un po' il discorso. Quindi fondamentalmente la D'Agida ha questo scopo. Qual è lo scopo dell'esoterista? Far pensare alle persone quello che uno con la coercizione mentale desidera. Poi è chiaro che lo svilupparsi di questo pensiero ha il suo tempo e dipende dai casi. Praticamente la D'Agida, o questo sistema di far pensare, in altri gruppi misterici si chiama controllo mentale. Scusate, controllo totale, no? Quindi voi capite che chi ha queste conoscenze praticamente può fare di tutto e di più. Infatti io ho visto molti miei nemici che a un certo punto facevano delle cose assurde e io le dicevo, guardate che è mio papà che vi fa pensare queste cose. Loro erano così egoici, così, come si suol dire, pieni di sé, pieni di egoismo, pieni di, chiamatelo poi come volete voi, no? Che non si riuscivano neanche a capire che erano teleguidati, sebbene sembrava che vincessero, no? Perché ricordiamoci sempre la storia di prima, l'uomo giusto al posto giusto. Quindi molte persone che prendono i posti importanti, molte persone che magari per 10, 15, 20 o anche 30 anni sembra che siano invincibili, poi arriva sempre il ticket da pagare e qualcuno che ti bussa alla porta e ti dice, ehi amico, non è gratis, capite? Quindi questi due pensieri ogni tanto mi riaffiorano. Quel signore che ha preso quel posto di lavoro pensando di andare a migliorare un po' tutto a livello finanziario, economico, sociale, psicologico, chiamatelo poi come volete, alla fine è proprio morto nelle braccia, purtroppo per un infarto, nelle braccia di mio papà, che ha cercato di aiutarlo, salvarlo, mio padre adottivo. E invece mio padre, che a 10 anni mi spiegava che lui poteva far pensare alle persone quello che voleva, ma non lo faceva perché non mi fregava. Certamente quando si entrava nel gruppo Bertoldo era un altro discorso.
E a 10 anni io ho capito che ci sono soggetti, personaggi che hanno questa forza, questa potenza, questa conoscenza esoterica. Poi c'è chi ci crede e chi non ci crede. Io a 10 anni l'ho capito e ho capito che la strada è diversa da quella che ci spiegano nei Topolini e a Walt Disney. Poi voglio spiegarvi quell'altra battuta del zio Giulio, no? Che dice: pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre. A riguardo ai vampiri energetici. Ciao Simonetta, grazie di esserti unito. Questa è una storia un po' diversa. Vedete, il vostro marietto cammina spesso per ricaricarsi a livello energetico nei campi, nei boschi, in montagna e via dicendo, no? Dove c'è qualche ruscello, fiume, bosco, erba, lì c'è il marietto sicuramente che si sta ricaricando. Io vi racconto una storia che mi è capitata pochi anni fa. Pochi anni fa camminando incontravo sempre una signora anziana, no? Le signore anziane sembrano sempre la figura della bontà, no? Questa signora sarà stata alta 1,50 m, all'inizio non gli davo confidenza, ma poi a un certo punto, chiaro, adesso faccio corto il discorso, no? Ho cominciato a parlare con questa signora, no? Gli dicevo, insomma, cercavo di essere gentile, quando lo incrociavo avrà avuto 90 anni, poi a un certo punto incroci oggi, incroci domani. Bene. Ho cercato di capire chi era, no? Questa signora è una signora che gli era morto il marito, no? E l'aveva lasciata con 2 figlie. Poi mi dice, in altri giorni, incrocio ancora questa signora, passa il tempo, e magari gli ho chiesto chi era le sue figlie, dopo qualche mese, no? Cosa è successo? Porca miseria, mi dice, mia figlia era quella là. E io dico, ma quella là io fra di me la conosco, no? Quella è una persona terribile, no? E ho detto, ma io quella donna lì non, signora, però non gliel'ho detto questa signora, no? Che avevo visto che sua figlia, quella là, era una signora terribile, no? E poi mi dice, morta di cancro. Porca miseria, ho detto. Il marito gli è andato, la figlia gli è andata, poi cosa è successo? Passa il tempo, e io dico, e l'altra figlia? L'altra figlia è morta anche lei di cancro. Allora io, insomma, va bene che pensare male si fa peccato, però ci si azzecca quasi sempre. E poi, così la metto su ridere, però. E poi il marito della seconda figlia dopo 6 mesi è morto anche lui. Anche io, insomma, ho cercato di consolarla, questa signora, ma questa signora, capite i vampiri energetici? E cosa è successo? Non è finita lì la storia. La signora è un po' duretta, no? Un po' duretta, un po' di quelle vampiri, insomma, tosti, no? Insomma, praticamente questo ha avuto il marito, 2 figli e un cognato, così. Morti tutti, no? Ma la favola, nel nostro cammino qui nei campi, un bel giorno arriva una signora con 2 cani. Questa signora praticamente aveva fatto comunella, perché questa ne aveva 94, quella col cane ne avrà avuti 70, 75, no? E mi ricordo che era il tempo di Amatrice, no? Quando è venuto il terremoto, mi spiegava che i cani avevano sentito il terremoto e si erano spaventati. Allora io comincio a spiegargli della melatonina, di qua, di là, stavo ore a parlare con quell'altra signora, no? Per spiegargli della melatonina, vantaggi della melatonina, insomma, mi spiegava un po' di cose gratuitamente, la incrociavo qui nei campi, tanto per essere gentile. Morale della favola, questa signora di 70 anni con i 2 cani fa comunella con questa, no? E si davano appuntamento, si incrociavano, e chiaramente quando passavo io mi prendevano come lo scemo del villaggio. Allora io ho cominciato a stare lontano quelle 2 lì, sapendo benissimo che questa signora qui, che gli era morto il marito, le 2 figlie di cancro, una dietro l'altra, in più gli era morto anche il marito della figlia, insomma, pensare male si fa peccato, ma si azzecca quasi sempre. La morale della favola, io, la signora col cane, ho cercato di spiegargli in modo elegante come fa il marietto, no? Bisogna prendere la melatonina, poi soprattutto quando si incontrano certi vampiri energetici. Beh, morale della favola, un giorno sono fuori al supermercato e vedo questa signora verde proprio verde,
E ho detto, pensare male si fa peccato, però ci si azzecca quasi sempre. Morale della favola, cosa è successo? Dopo un po' incontro ancora questa signora che gliel'ho morto tutti, dico, ma che fine ha fatto quell'altra signora? È appena morta di cancro. Allora, capite signori, che ci sono certe persone che se anche hanno 90 anni e sembrano la figura di Babbo Natale al femminile, bisogna sempre uscire protetti. Cerchi di fuoco, vetro colorato, circuito robot, pulizia, tutto quello che si può, perché quando si incontrano questi personaggi, cioè capite, i figli se li hai divorati e nessuno, i nipoti di questo signore gli stanno lontani come la peste. Quindi in questo panorama, no, energetico, no, questa signora poi col cane, cosa è successo? Io di notte quando è morta, e qui lo dico, qui lo nego perché tutti i miei racconti sono di fantasia, come spiego sempre, guardate che tutto quello che dice Marietta è fantasia pura all'estremo, non c'è niente di vero, no. Me la sono incontrata di notte che mi diceva di stare attento a questa vecchietta, no? Che era terribile, no? In astrale. Io non sapevo che era morta, poi questa se n'è andata, no? Pensavo che era un sogno in astrale, no? Però lei era morta, andava in un posto migliore, cioè non morta, aveva lasciato questo piano dimensionale, morta sarebbe anche troppo da dire, no? Quindi capite cari amici che pensare male si fa peccato, ma ci si azzecca quasi sempre, no? Questo mi ha detto, ve l'ha sempre detto, aveva ragione Gesù. Quindi stamattina abbiamo parlato di 3 temi, l'uomo giusto al posto giusto, quindi quando vi offrono posti di lavoro che sembra che senza di voi il mondo non può andare avanti, pensateci 2 volte, perché poi dopo alcuni posti hanno sempre il ticket da pagare. Poi dovete sempre pensare che c'è sempre il mio vecchiettino, cioè mio papadino mi spiegava, guarda, nella vita non devi mai essere furbo, perché troverai sempre uno più furbo di te, ma devi essere intelligente, perché l'intelligente praticamente non si farà mai accoltellare da un furbo. E poi mi ha spiegato che appunto ci sono persone, lui era uno di questi, che poteva far pensare alle persone quello che voleva senza che se ne rendessero conto. E la terza cosa, occhio ai vampiri energetici. Quando vedete che una persona intorno a lui, intorno a lei, anche se ha le sembianze di una signora di 90 anni, alto 1,50 m, col suo chignon che sembra una santa, ci adora, bisogna sempre stare attenti che praticamente sono micidiali, sono dei vampiri. Questa praticamente ha succhiato il marito, 2 figlie, quello che aveva sposato la figlia, no? E la gente gli andava a dare anche condoglianze e dire, ma in realtà questa qui era bella vista, pimpante, e tutto ciò che gli si avvicinava a lei praticamente finiva al campetto, ma non a giocare con le palle, ma con lo santo, no? Io adesso non vedo più questa signora da un bel po', non so dove è andata a finire, certo che io mi sono corazzato di protezione, ogni volta che la vedevo gli stavo lontano 100 metri, come minimo, no? Però fatto sta che le cose purtroppo alcune volte, non sempre, perché nella casa anziani ci sono persone bravissime, piene di spirito, di qua e di là, però capite? Nel dubbio sempre meglio mettersi l'ovetto colorato, un cerchio di fuoco, queste cose qua. Questo vale anche per quando venite nelle mie sibille, quando venite a vedere o fare domande nelle sibille Marietta Veneziano, sempre cerchio di fuoco e ovetto colorato, e magari mettersi bene in un, come si dice, in un cerchio protettivo, anche in un circuito, perché sapete che io faccio una pulizia generale, veloce, no, di 1 minuto per non star lì a impegnarvi troppo, però sapete che potrebbe anche venire qualcuno a guardare vampirizzando gli altri. Questo succede dappertutto, in qualsiasi parte che voi andate c'è sempre qualcuno che ha bisogno di energie, no? E magari viene apposta, come in alcuni gruppi dei social, va apposta a buttare esche per poi rubare energie. Ciao Gianfranco, grazie di esserti unito. Quindi oggi abbiamo parlato di 2 o 3 tematiche. Se non sapete come fare il cerchio di fuoco
o come si vuol dire l'ovetto colorato, andate nel canale del Marietto Veneziano o nel canale di Hildegarda e guardate le pillole che sono gratuite. Vi ripeto che nel canale del Marietto Veneziano ci sono più di 1020 pillole, 1020 fatte in meno di un anno, sono gratuite, chiunque le può vedere e imparare qualcosina. Bene cari amici, io penso di aver detto tutto di questa piccola storia, di queste piccole 3 storie dell'uomo giusto al posto giusto. Quindi quando sentite qualche vostro collega che ha preso un posto d'oro, ricordatevi sempre l'uomo giusto al posto giusto, che magari fra 15 anni c'è il ticket da pagare. Quando incontrate certe persone che sembrano degli angeletti quando stanno zitti e poi invece incominciano a andare via il marito, i 2 figli, e il marito della figlia e la signora che la incontrava con 2 cani, insomma uno se sa contare, sapete, 1 può essere un caso, 2 insomma, ma 3 è una certezza, capite? Quando invece ne spariscono 4 o 5 è una garanzia, Se uno non capisce dopo 3-4 volte, allora è meglio che non segua più il Marietto. Bene cari amici, il Marietto è finito qui, vi ricordo che questo video, il sonoro, sarà ripetuto sul canale YouTube, quindi ci sarà una 50 di persone che lo sentirà sul canale YouTube e invece un 150 persone che lo vedranno sicuramente in Facebook o in un altro social tipo Twitter. Bene cari amici, il vostro Marietto è finito qui, vi ringrazio di avermi seguito e vi ricordo, ciao Lara, grazie di essere qui, e vi ricordo che di scaricare i PDF e gli ebook gratuiti nel canale del vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo anche di non fare domande in PVT se non sono professionali, nel senso che se volete un consulto sono 20 euro con PayPal, se no lasciate stare le domande e seguite le pillole che sono gratuite. Se volete fare delle domande invece siete liberissimi il mercoledì alle 20:30 e il sabato alle ore 16. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!